Questo è un percorso che si inserisce in un percorso storico. Per chi non lo sapesse, la chiesetta del 1200, giusto Giorgio? Con un affresco importante. Qui una volta, i vecchi se lo ricordano, c'era una sagra, il giorno di San Bartolomeo. Porteremo anche le bancarelle, giusto? Prossimi anni le porteremo, fidate. Pian piano, una roba piccola. E questo è uno dei tanti percorsi censiti nella zona del patrimonio dell'umanità. Vi ricordo che noi siamo patrimonio dell'umanità del Prosecco, siamo un sito assieme alle piramidi dell'Egitto, alle cascate del Niagara, al Grand Canyon, c'è anche il patrimonio dell'umanità del Prosecco. C'è tutta una serie di comuni attorno al patrimonio dell'umanità che a Parigi sono stati censiti. Uno è questo, e quindi questo è un percorso che non finisce qua ma continua, e coinvolgendo parte, va su Pianzano, fa tutto un giro, insomma, e dopo magari diffonderemo anche le cartine. Presidente Zaia, cosa si prova l'inaugurazione di un percorso nelle sue terre natali? Questo è un percorso storico, è identità per noi vibanesi, per Vibano di Sotto, è stato un bel intervento che l'amministrazione comunale ha fatto, e direi che è anche l'occasione per valorizzare quelli che sono i percorsi della buffer zone dell'UNESCO, del patrimonio dell'umanità. Ricordo che questo è uno dei comuni della buffer zone riconosciuti direttamente a Parigi. Poi è anche un'occasione per ricordare la prima chiesa in assoluto intorno all'anno 1000 che sorgeva in questa comunità, per cui anche questa chiesa restaurata con un affresco. Direi che ci sono tutte le componenti per una valorizzazione fino in fondo della storia della nostra comunità. Gli alpini, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. Eccoli qua, sono artefici del restauro della chiesa, dei recuperi fatti, di tutto quello che insomma i cittadini potranno visitare. Ecco, invito i cittadini di fare questo percorso perché è l'occasione per fare una bella passeggiata con i bambini in sicurezza e soprattutto visitare una delle parti di campagna ancora più incontaminata. Questo percorso si snoda lungo la Zigana, ci sono anche dei tratti di risorgiva, quindi questa nascita spontanea d'acqua locale. È un sito apprezzato proprio perché rappresenta uno di quei ancora magari anche rari, no? siti naturalistici che devono essere tutelati proprio perché rappresentano quelle ricchezze che non dobbiamo perdere, dobbiamo mantenere, dobbiamo anche preservare, perché è nostro dovere come amministratori ma anche come cittadini, e questo è un ruolo fondamentale anche del rispetto da parte dei cittadini, di dover preservare queste bellezze naturali e come in questo caso anche un contesto nel quale abbiamo proprio una fonte che sgorga in loco, queste piccole fonti appunto che abbiamo, quindi è una responsabilità che tutti noi, non solo come amministrazione ma anche come cittadini, dobbiamo sempre ricordarci e tutelare per il futuro, perché è giusto lasciare anche ai nostri figli e ai nostri nipoti, chi verrà, una testimonianza del nostro territorio e preservarla come si deve.